Inizia domani l'avventura per Castrum Favara nel campionato nazionale di Serie D. La società favarese ha tutto pronto per far bene il campionato. È stato detto più volte, sia dalla dirigenza che dal mister, deve essere un campionato svolto in serenità, senza grandi pretese, ma per iniziare questo percorso per una città che ama il calcio. Domani il primo incontro ufficiale, domani in palio i primi 3 punti dopo quello che è stato il calcio estivo e anche la partita di Coppa Italia. Sarà proprio l'Enna la prima avversaria della squadra favarese, società che ha già incontrato in Coppa Italia, ma domani sarà tutta un'altra storia. Inizia il campionato e ci sono i 3 punti in palio. Sentiamo i protagonisti. Domani è veramente un'altra storia. Adesso, come ho detto ai ragazzi, adesso si inizia a scrivere e tutto quello che si scrive rimane e si porta dietro fino all'ultima giornata. Domani ci sono i 3 punti, la squadra sta bene, motivata, sicuramente la partita con l'Enna troveremo un avversario difficile e diverso dalla Coppa Italia, perché come ho detto prima i 3 punti ti portano più cattiveria, più attenzione, più tensione nervosa, e noi dobbiamo essere bravi ad affrontare questo avversario che già conosciamo in un certo modo, essere propositivi, essere aggressivi, togliere il palleggio e poi sicuramente ce la giocheremo e sarà una bella partita, perché dall'altra parte c'è una squadra ben organizzata, il mio amico Peppe. Credo che da domani si inizia veramente a avere un'identità ben più chiara rispetto alle precedenti amichevoli o Coppa Italia. Che squadra scenderà in campo domani? Sicuramente motivata, so che avete fatto una riunione anche con la società per iniziare questo percorso. Ma la riunione con la società, noi devo dire la verità, siamo stati sempre uniti. Qualsiasi scusa per stare assieme l'abbiamo creata, credo che c'è un grande feeling, credo che questa unione ci può portare solamente bene e ti dà anche, chi viene da fuori ti dà anche un senso di appartenenza. La società ci sta molto vicino, ci sta mettendo in condizione di lavorare serenamente e avere tutto a disposizione. Adesso tocca a noi scendere in campo e ripagare con le prestazioni l'affetto che ci sta dimostrando la gente e la vicinanza e l'attenzione che ci sta dando la nostra società. Senza rilevare naturalmente i suoi tatticismi e il suo schema, che squadra scenderà domani in campo? No, loro lo sanno, chi scenderà in campo deve dare il 100% delle potenzialità che hanno ad oggi. Noi possiamo sbagliare i passaggi, ma non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento, non dobbiamo sbagliare l'approccio alla gara, perché adesso si fa sul serio, come abbiamo detto prima, e credo che dobbiamo far vedere alla nostra gente che siamo pronti a sudare la nostra maglia per onorare questi colori. Adesso ci siamo, domani inizia il campionato di Serie D. Siamo pronti? Sì, siamo caldi, siamo pronti, abbiamo lavorato in settimana col mister e sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto tattico e tecnico siamo pronti per iniziare al meglio, cerchiamo di dare tutti noi stessi, l'impegno non mancherà, speriamo che la città ci accompagni in questa battaglia e speriamo vada tutto per il verso giusto. Noi ovviamente ci metteremo tutto quello che possiamo metterci. Che squadra vedremo in campo? Sicuramente motivata e intenzionata a fare bene. Assolutamente sì, siamo motivati, abbiamo le motivazioni dentro di noi, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo voglia di far bene, abbiamo voglia di iniziare bene questo cammino, questo percorso e ci metteremo tutti noi stessi, tutto l'impegno che possiamo metterci lo metteremo. Sarà una squadra aggressiva, una squadra che lotterà per vincere. L'Enna l'abbiamo già incontrata in Coppa Italia, ma adesso è un'altra storia. No, ora è un'altra storia. Ora in campo ci sono i 3 punti e bisogna giocare per vincere e iniziare a fare punti per raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Secondo te che campionato sarà? Quest'anno il campionato sarà molto duro, un girone molto difficile, con squadre davvero blasonate, però noi cercheremo di dimostrare che non siamo da meno. Comunque noi siamo a Castrum Favara e cercheremo di dimostrare sempre che non siamo al di sotto di nessuno. Sì, domani è il domenica, siamo un po' emozionati, per noi è il primo giorno, diciamo, dopo
la Coppa Italia, il primo di campionato in Serie D. Favara certo che se lo merita, sarà seminare un paese come Favara, con tutti questi imprenditori che ci sono, se lo merita sicuramente. E stiamo facendo tanti sacrifici, è giusto che la gente magari ci supporta, aspettiamo domani a tutto lo stadio per darci un forte conforto. Che Favara avete formato? Abbiamo formato una dignitosa squadra, noi cerchiamo abbiamo fatto una squadra per salvarci, non abbiamo grosse pretese, ci vogliamo solo divertire. Un pubblico che è stato sempre amico e deve continuare ad esserlo. Ma sicuramente, oltre che c'è qualche disguido con i tifosi che cercheremo di risolvere, vediamo come la possiamo risolvere, perché per noi il tifo è fondamentale, non è che abbiamo sempre lottato e siamo con i tifosi. Abbiamo spiegato le situazioni, cercheremo di vedere come le possiamo sistemare. Stamattina avete fatto una riunione anche con i giocatori, che cosa hai detto ai tuoi uomini? Abbiamo detto di stare sereni, sono tranquilli, loro sono pronti, di fare una partita tranquilla e di darci un po' di soddisfazione sia a noi che al pubblico.